Presidente, una conferenza stampa per fare un po' il punto della situazione, però due elementi rilevanti. Al suo fianco l'onorevole Di Benedetto e l'onorevole Cimino, PD e Forza del Sud. Questo cosa significa? Significa che sono della Giunta, ma non è una novità. Lo sono stati quanto un anno fa decidemmo di percorrere questa strada. Presidente, aeroporto, ormai forse siamo alle battute finali, almeno per quanto riguarda l'iter, un tavolo tecnico a Palermo, però ed emerso un altro ostacolo, quello di evitare di fare concorrenza a Catania e Palermo. Ecco, qui dovrà intervenire la politica a livello regionale, compatta, per poter rimuovere questo ostacolo. Io credo che sia un impedimento aulico, un impedimento fatto di proposito e che credo Lombardo chiarirà il più presto possibile. In ogni caso dico semplicemente una cosa: non si può privare un privato di costruire un aeroporto, così come non si può privare in una democrazia come quella italiana di dare la possibilità a un imprenditore di attivarsi per dare posti di lavoro, per costruire opportunità di lavoro. Per cui noi abbiamo il parere tecnico dell'ENAC, abbiamo gli studi di fattibilità, abbiamo gli imprenditori stranieri, abbiamo il progetto, cioè abbiamo tutto. Vorrei capire chi ci deve impedire di fare l'aeroporto. Sui precari, dal 1° gennaio parte un contratto a 5 anni, però c'è una novità importante che potrebbe arrivare dalla Regione. I precari li hanno strumentalizzati contro di me. Ci siamo pure fatti promotori di un disegno di legge. Voi sapete che il limite massimo è del 40%, la provincia di Agrigento arriva al 55%, non potevamo stabilizzare tutti i precari a 18 ore, sto parlando, con questo limite dei 5 anni. Abbiamo presentato un disegno di legge che hanno fatto proprio gli onorevoli Di Mauro, gli onorevoli Di Benedetto, l'onorevole Cimino, l'onorevole Gentile. Oggi sappiamo che questa legge è stata presentata all'Ars per essere divulgata e per essere votata, e quindi per dare la possibilità alla nostra provincia di stabilizzare definitivamente i precari. Michele Cimino a Palermo, distante da Lombardo, alla provincia regionale di Agrigento, accanto al presidente Dorsi. Queste sono le dinamiche che caratterizzano Forza del Sud o il Grande Sud. Il Grande Sud è un partito del territorio e per il territorio. Per questo da sempre ho detto che sono contrario alle alleanze preconfezionate, ma credo invece a quelle alleanze che nascono dai programmi, dagli obiettivi, dai progetti che si vogliono realizzare. Con il presidente Dorsi, unitamente ai consiglieri provinciali, all'amministrazione da noi sostenuta, abbiamo detto che era indispensabile portare avanti le iniziative per le infrastrutture, cose che io da assessore al bilancio ho contribuito a finanziare.